Buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue da casa e vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi per iniziare il nostro culto e vorrei leggere con voi un testo che si trova nel libro di Salmi, il capitolo 23. Che dice così: Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per l'amore del suo nome. Quando anche camminasse nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Amen. Che il Signore possa essere il nostro rifugio e la nostra fortezza. Preghiamo per iniziare. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, per questo momento, ti ringraziamo, Signore, per il privilegio che abbiamo di essere qua riuniti nella tua presenza, Padre. Ti invitiamo il tuo Spirito Santo ad essere in mezzo a noi, che il Signore possa parlare ai nostri cuori, Signore, e che il Signore possa ricevere la nostra lode e la nostra adorazione, Padre. Apri, Signore, il cuore di ogni persona qua presente, Signore, affinché la parola, Signore, che sarà predicata, Padre, venga a fruttificare, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per ogni cosa e ti preghiamo che il Signore possa parlare con noi stasera, nel nome di Gesù. Amen. Buonasera Chiesa, siete pronti per avere un momento con il nostro Signore, per avere un'opportunità di lodare a Lui? Stasera vogliamo vederlo, vogliamo avere un incontro con Lui, vogliamo dedicare la nostra vita, il nostro cuore, questo momento, tutto al nostro Signore. Amen? Chi è con me? Chi ha voglia di lodare il Signore? Chi ha voglia di avere un cambiamento nelle vite? Quindi cantiamo a Lui. Voglio vederti. Santo,
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, voglio vederti. Voglio vederti. Amen, è bellissimo avere l'opportunità di vedere il nostro Signore, e quando cantiamo Aprimi gli occhi del cuore dobbiamo avere una certezza che aprire gli occhi del cuore non è solo magari avere un momento di lode con Lui, un momento che cantiamo a Lui, ma tutto un cambiamento della nostra vita. È tutta un'opportunità di cambiare quello che siamo, di cambiare quello che facciamo, perché avere una vita con Lui non è avere solo tutto quello che vogliamo fare tutto quello che vogliamo, ma avere una vita dedicata al nostro Signore, una vita in cui lasciamo di essere tutto per noi per essere tutto per Lui. E quando cantiamo Aprimi gli occhi del cuore è giustamente aprire il nostro cuore per lasciare di essere tutto per noi, di essere tutto dedicato a se stesso, ma dedicato al nostro Signore. Amen.
ringraziamo il nostro Signore perché sappiamo che in ogni momento di difficoltà, in ogni momento che magari siamo lì nel mare, stiamo affondando, Lui c'è la sua mano e che ci porta sopra per respirare. Che possiamo avere fede in Lui, che Lui sarà in ogni momento. Magari spesso passiamo per momenti di difficoltà e lì forse perdiamo un po' della nostra fede perché siamo esseri umani e in quel momento lì guardiamo solo magari la situazione attuale con la prospettiva forse di adesso, ma dobbiamo avere una certezza che il nostro Signore è il Dio di tutto il tempo, che forse in questo momento stai passando un momento di difficoltà, forse in questo momento sei in mezzo a una tempesta, ma dobbiamo avere la certezza che Lui, che c'è Lui lì e che la sua mano ci porterà sopra per respirare. Quella è una certezza che dobbiamo avere. Questo è vivere la fede nel nostro Signore, perché forse quando facciamo questa scelta di una vita con il nostro Signore, pensiamo magari che sarà una vita piena di felicità. Fino alla morte, ogni persona sua vita, lodandoli amarà, quando la sua dolce grazia mi perdonerà su vita. Sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te. Adoro te, tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce del buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei qui, toccando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, curando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, sanando ogni vita, adoro te, adoro te. Tu sei qui, restaurando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore.
stai, anche se non ti sento però tu stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, anche se non ti vedo però tu stai, anche se non ti sento però tu stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo però tu stai, anche se non ti sento però tu stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo però tu stai, anche se non ti sento però tu stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo però tu stai, anche se non ti sento però tu stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, non ti sei mai miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sai sicuro. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei sicuro, 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 questo sei sicuro. Dio nel momento, Signore, un Dio di promessa, la luce nel buio, Signore. Sei il nostro Signore, Padre, quello in cui abbiamo consegnato il nostro cuore, quello che abbiamo consegnato la nostra vita, ma l'abbiamo fatto con certezza nel Signore che abbiamo, con certezza del Dio che abbiamo, del Dio che sei tu, Signore. Ti chiediamo, Padre, da continuare con noi, Signore, da manifestare il tuo Spirito Santo. Vogliamo, Padre, avere un momento con te. Vogliamo, Padre, essere, Signore, essere guidato da te, Signore, essere portato davanti al tuo trono, al tuo Santo Spirito, Signore, alla tua presenza. Quindi porta la tua parola, Signore, porta il tuo Spirito Santo. Vogliamo avere un momento con te, vogliamo avere una vita con te, Signore. Ti chiediamo, Padre, manifesta il tuo Spirito, manifesta la tua presenza, Signore. Vogliamo uscire da qua, Signore, sapendo di più del tuo regno, sapendo di più di quello che sei, Signore. E avendo più certezza del tuo amore, Signore. Così che preghiamo, Signore, ti ringraziamo nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedere. Amen. Buonasera a tutti, buonasera a tutti coloro che non sono riuscito a salutare prima. È sempre un piacere essere qua. Buonasera, 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 buonasera a tutti quelli che sono qui presenti, è sempre un piacere. Buonasera a tutti quelli che non sono presenti, che magari ci stanno seguendo da casa, magari ci seguiranno poi in un futuro, chi in macchina, chi qua in Italia, chi magari in qualche altro paese, chi magari dall'altra parte dell'oceano. Buonasera, saluti, e utilizzando un termine che vedremo stasera, grazia e pace. È un saluto che Paolo utilizza molte volte e che stasera lo vedremo di nuovo perché abbiamo finito la nostra lettera ai Colossesi. Non so quanti di voi erano con noi con questo lunghissimo viaggio. Abbiamo visto la lettera ai Colossesi, abbiamo visto nella chiesa di Colosse quali erano i problemi che attanaglia quella chiesa e oggi inizieremo la lettera ai Galati. La potete trovare nel Nuovo Testamento, subito dopo Romani, Corinzi, Galati, subito dopo le due lettere ai
Corinzi e oggi in particolare voglio leggere con voi i primi 5 versetti. Perciò se volete aprire le vostre Bibbie ed accompagnarmi, vi troverete in Galati, capitolo 1, i versetti dall'1 al 5. Che credo, sì, forse, c'è. In cui sta scritto: Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me, alle chiese della Galazia. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo che il Signore ci possa parlare stasera attraverso questo testo. Padre, in questo momento siamo qua riuniti, ci prostriamo davanti a te, Padre, perché riconosciamo che tu sei grande, tu sei potente, tu sei miracoloso, sei capace di fare molte cose nelle nostre vite. E noi riconosciamo quanto piccoli siamo davanti a te e ci avviciniamo a te con questo spirito d'umiltà per chiederti che tu ci possa parlare stasera, Padre. Non solo stasera, poi anche nei nostri piccoli gruppi, in tutti questi momenti che possiamo vivere insieme. Ti ringraziamo, Padre, per queste possibilità che abbiamo di stare riuniti insieme come famiglia, come gruppo di amici, come chiesa, affinché possiamo continuare a rafforzarci a vicenda, affinché possiamo continuare a proclamare la tua parola e il tuo Vangelo. Su questo noi ti diciamo e ti chiediamo, Padre, di anche benedire i nostri culti, le nostre serate, le nostre vite, nel nome del tuo amato Figlio Gesù. Amen. Come stavo dicendo prima, come vi ho introdotto prima, oggi è l'introduzione della lettera ai Galati. La lettera ai Galati si rivolge alle chiese della provincia di... Wow, bravi, complimenti, siete più bravi di me. Io non ero assolutamente sicuro che fosse questo il nome della provincia, però sì, è la provincia della Galazia nell'Asia Minore, attuale Turchia, è una provincia romana che abbiamo già visto, in caso abbiate nelle vostre Bibbie letto Atti degli Apostoli più di una volta, e questa lettera si apre con i saluti a cui siamo sempre abituati. Di solito le lettere pauline hanno sempre questo pezzo d'apertura, una parte teologica che affronta di solito un problema che aveva quella particolare chiesa, una parte pratica, come abbiamo visto in Colossesi, piena di indicazioni pratiche per la vita sia dentro la Chiesa sia fuori dalla Chiesa, e per finire con dei saluti riassuntivi finali che abbiamo potuto apprezzare gli ultimi sabati. Questa lettera però è diversa. Questa è l'unica lettera che si apre senza ringraziamenti, senza complimenti di nessun tipo. Questa è una lettera secca, è una lettera dura contro un problema molto importante che era diffuso in quelle chiese di quella regione, perché non stiamo parlando di una singola chiesa, che era il problema del ritorno alla legge. Le chiese di quella regione erano composte da una parte di gentili e da una parte di ex ebrei, come grandissima parte delle chiese che possiamo trovare nelle lettere pauline. Questa particolare regione era afflitta da un problema che questi ex ebrei, questi dottori della legge, presentavano una teologia malsana. Possiamo anche a tratti definire eretica, perché sostenevano che un vero cristiano dovesse sottomettersi alle leggi ebraiche, alle leggi giudaiche, alle leggi mosaiche che possiamo trovare soprattutto nel Pentateuco, nelle nostre Bibbie, nei nostri primi 5 libri. Tra queste leggi alcune molto famose che immagino che voi abbiate già sentito, però ad esempio quali sono delle leggi mosaiche che oggigiorno noi non dobbiamo più seguire? Una facile. Crostacei, ok, non era la prima che mi era venuta in mente, il divieto assoluto di mangiare frutti di mare. Poi, qualcos'altro? Sacrifici, ottimo, sì, esatto. Altre leggi mosaiche che non dobbiamo più seguire? Gran parte di voi hanno letto pezzi del Vecchio Testamento, perciò. Altre? Circoncisione, ok, sì, una delle più famose, una delle più impattanti. Poi?
Divieto assoluto di mangiare? Maiale e i suoi derivati, esatto. Il rispetto del sabato, il rispetto del calendario. Leggi mosaiche, possiamo stare qua tutta la sera effettivamente a parlare di queste. Leggi di quali noi cristiani oggi ci siamo liberati. Ci siamo completamente liberati con la venuta di Cristo. Perché? Paolo ce lo spiegherà per l'appunto in questa lettera, non vi faccio spoiler, lascio ai magnifici colleghi i prossimi sabati il compito di analizzare testo per testo, però quello che vi voglio passare stasera è che la lettera ai Galati si concentra su questo. È la lotta di Paolo contro l'eresia della salvezza per opere. La nozione che un cristiano attraverso determinate opere, attraverso determinati rituali, attraverso determinati compiti, determinate imprese, chiamatele un po' come volete, si può guadagnare, si può conquistare la salvezza. Questa è un'eresia. Paolo utilizzerà, nei prossimi sabati lo vedremo, parole durissime contro le persone che insegnano questo e arriverà addirittura quasi, se possiamo così dire, ad insultare i dottori della legge che avevano questa responsabilità di insegnare la buona dottrina e hanno fallito, sviando così la Chiesa di un'intera regione. Quindi analizziamo ora insieme, ritorniamo nel nostro testo di primi 5 versetti che voglio rileggere insieme a voi, in cui di nuovo sta scritto: Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Come abbiamo detto prima, questa è una chiesa che si apre senza ringraziamenti. Se avete le vostre Bibbie aperte potete già leggere dal versetto 6 in cui Paolo entra in completa scivolata nell'argomento, senza avere quelle parti che abbiamo ad esempio letto nella lettera ai Colossesi, con cui vi ringrazio per la vostra cura che avete nel rispetto delle parole che vi ho dato o cose del genere. Il linguaggio è dritto al punto, la lettera è scritta in un modo veloce. Non ci sono quegli abbellimenti poetici che possiamo trovare nelle altre lettere. Qui c'era un messaggio importante e c'era un messaggio che doveva essere dato in fretta. Questa è una lettera molto molto importante per la nostra cristianità. All'epoca questa piccola introduzione, questi davvero 5 versetti che abbiamo letto, erano importantissimi, perché oggigiorno siamo abituati, quando riceviamo un messaggio, subito a vedere chi ce l'ha mandato. Se non conosciamo quella persona possiamo fare una breve ricerca. All'epoca tutto questo non esisteva. All'epoca la documentazione ufficiale era un qualcosa di molto, 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 molto più importante di quello che troviamo oggigiorno, perché era molto più facile bluffare, era molto più facile mentire. Non abbiamo i vantaggi che abbiamo oggigiorno, che vediamo il tweet da parte di qualcuno e c'è non so come si chiama in italiano, il checkmark, la spunta, che sia blu, che sia d'oro, che sia rosa, dipende dall'applicazione che state utilizzando, qualcosa che ci faccia dire: ah sì, questo messaggio è stato scritto davvero da questa celebrità, ah sì, questo messaggio viene davvero dal presidente Mattarella. Non c'era lo speed, non c'era la raccomandata. Perciò questa introduzione all'inizio delle lettere che troviamo in quasi ogni singola lettera paolina era estremamente importante, perché definiva il mittente, il destinatario, e un breve saluto iniziale, giusto per cordialità. Perciò abbiamo il mittente che è Paolo. In questi piccoli versetti Paolo scende subito al dunque e approfitta subito da questi saluti iniziali per mettere in chiaro determinati principi base. Paolo subito dichiara la sua fede, dichiara chi è naturalmente, e riassume in un modo brevissimo il Vangelo in cui lui crede, in modo tale che le persone possano effettivamente riconoscere: ok, questo qui è il vero Paolo. Io vengo da Cristo Gesù che è risorto ed è il Figlio di Dio Padre. Subito. Questo perché è così importante? Perché Paolo raramente si firma come l'apostolo.
Apostolo nel termine greco indica semplicemente una persona incaricata. Conosciamo naturalmente i famosi 12 apostoli e poi Paolo si può valere effettivamente questo titolo perché sono persone che sono state incaricate da Gesù Cristo in persona, qui metto un asterisco che adesso vi spiego, per poter proclamare il suo messaggio, per avere l'autorità di insegnare la vera dottrina e poter gestire quella che era la Chiesa primitiva. Paolo, per chi non fosse familiare con la sua storia, non apparteneva ai primissimi 12, ma lui è stato reclutato, se così posso usare questo termine, dopo. Però quello che lui vuole sottolineare è che io sono stato chiamato da Gesù Cristo risorto, in persona. Se volete, poi nelle vostre Bibbie, in Atti degli Apostoli, viene descritta la storia della sua conversione sulla via di Damasco, ha questa visione che lo rende cieco per un momento. Però subito Paolo descrive, rende molto molto chiaro chi è, mette tutti quei falsi dottori in riga, dicendo, ok, voi vi potete pensare di essere chissà chi, io sono Paolo, io sono un apostolo di Gesù Cristo. Gesù Cristo in persona mi ha dato questo compito. Tra le righe si legge, ho l'autorità per bastonarvi e lo farò, aspettate 2 secondi perché lo farò, e poi nomina anche i suoi collaboratori. Abbiamo diverse teorie su quelli che erano le persone di fianco a lui, ma è molto interessante che lui li nomina perché, di nuovo, sta chiamando altri testimoni, altre persone che possono dire sì, questa lettera è stata scritta da Paolo, sì, Paolo è l'apostolo, sì, Paolo è stato chiamato a Gesù Cristo in persona, sì, Paolo ha l'autorità necessaria per poter portare questo messaggio. Questo è molto importante perché di nuovo stiamo preparando la base su cui poi Paolo costruirà il suo attacco contro questa eresia, contro la salvezza per opere. Se poi volete a casa durante questa settimana magari dare solo una sfogliata così alla lettera dei Galati, è corta, dovrebbero essere 6 capitoli se non mi sbaglio, addirittura 5. Lui prende pezzo per pezzo e smantella questa eresia. Poi, dopo aver nominato il destinatario, le chiese della Galazia, Paolo passa al vero e proprio saluto, un riassunto molto breve e mirato del messaggio del Vangelo. Di nuovo, notate come Paolo batte sempre su questo, il messaggio che sta alla base del Vangelo. L'abbiamo già visto in Colossesi, che, giusto per rinfrescarvi la memoria, era una chiesa che aveva un problema in cui le persone non capivano bene come affrontare le eresie che stavano ascoltando. C'erano diverse eresie nella chiesa di Colosse e Paolo, per contrastare tutte queste eresie diverse, ha scelto di prendere una branca della teologia e di esplorarla fino in fondo, la cristologia. La lettera ai Colossesi è un bellissimo manifesto di chi è Cristo, cos'è Cristo, cosa ha fatto Cristo, perché è importante Cristo. E qui Paolo, in questi versetti dal 3 al 5, riassume così il suo Vangelo. Analizziamolo pezzo per pezzo. Inizia con questo: grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Ed è molto interessante perché già in queste piccole parole c'è un'indiretta contro questo sistema legalista dei giudei, perché se si è salvati mediante le opere, come loro affermavano, mediante quei rituali, mediante l'osservanza di quelle leggi dell'Antico Testamento, allora non si è salvati mediante grazia. E questa salvezza non ti può portare pace. Infatti, in un sistema legalistico in cui i risultati ti sbloccano la salvezza o ti permettono di acquistarla, ti permettono di guadagnarla, chi di noi potrebbe essere sicuro effettivamente di averla? In un sistema in cui esiste la salvezza per opere, chi di noi può morire tranquillo sapendo che ha fatto abbastanza opere buone da potersi meritare la salvezza? E allora qui Paolo ci offre alla Chiesa dell'epoca 2 dei doni spirituali più profondi che poteva trasmettere attraverso una lettera. Grazia e pace.
che procedono da Dio per mezzo di Cristo, che ha reso possibile questa distribuzione gratuita, da lì che la stessa radice della parola, questa distribuzione gratuita di questa grazia immeritata mediante il suo sacrificio. Ed è grazie a questa grazia a cui abbiamo accesso, che abbiamo accesso anche alla pace che solo Dio può dare. La pace, la tranquillità di poter essere nelle braccia del Padre, di poter avere un rapporto con questo Dio, di poter essere salvati. Ed è così che Paolo riassume l'operato di Cristo, molto velocemente: grazia e pace. Parole che anche Gesù ci ha insegnato a dire quando entriamo in una nuova casa, quando entriamo in un'abitazione, quando entriamo in una chiesa. Non so da quale cultura venite, poi particolarmente ciascuno di voi, se siete abituati a fare questo, ma quando leggiamo il Nuovo Testamento, ogni volta che entrano in un nuovo posto, le prime due cose che dicono: grazia e pace in questa casa, grazia e pace in questa abitazione, grazia e pace in questo luogo. Poi Paolo continua: che ha dato se stesso per i nostri peccati, parlando di Cristo della frase prima, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre. Nessuno può evitare il peccato mediante l'osservazione delle leggi. È inutile cercare di osservare tutte le leggi per evitare il peccato. Non è questo lo scopo della legge. La legge non è mai nata per essere: guardate, questo è il modo in cui bisogna fare per essere santi, tranquilli, ce la potete fare, basta seguire questo e sarete salvati. Non è mai stato quello il fulcro, neanche nell'Antico Testamento. E Gesù ha lottato molto contro i farisei, in particolare in Matteo capitoli 5, 6, 7, perché ha ribattuto più volte: signori, non è questo lo scopo della legge. La legge serve ad altro. Io sono venuto per completare la legge. Non la sto cancellando, ma io sono venuto per completare. Lo vedremo nei prossimi sabato di nuovo. Non vi voglio spoilerare nulla, però vi voglio dare un piccolo assaggio utilizzando un'altra lettera di Paolo, anche lì molto molto bella per quello che riguarda il rapporto fra il cristiano e la legge dell'Antico Testamento. Il testo che qui vi voglio presentare è Romani capitolo 3, i versetti dal 19 al 24, in cui sta scritto: or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà la conoscenza del peccato. Ora, però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, dalla quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Questi due versetti probabilmente li conoscete molto bene. Se non li sapete a memoria, segnateveli, imparateli a memoria, perché sono di vitale importanza per la vostra fede cristiana. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Gesù, con il suo sacrificio, ci ha rimossi da questo mondo. La parola utilizzata per secolo non indica effettivamente i 100 anni, la definizione secca, nuda e cruda di secolo, ma indica in generale il mondo. Gesù ci ha rimossi da questo mondo, che può essere un concetto un po' strano. Mi ricordo che da piccolo, quando si parlava noi non siamo di questo mondo, la mia prima immagine era sempre: oddio, sono diventato un fantasma perché adesso sono diventato cristiano. È un concetto un po' particolare, però se riesco a trasmettervelo così stasera in 2 minuti, quello che dobbiamo capire come cristiani è che c'è una salvezza personale. Sì, certo, assolutamente, noi ci focalizziamo tanto il tuo rapporto personale con Dio, non esistono nipoti di Dio, non importa quello che la tua famiglia crede, devi tu costruire un rapporto personale, però non possiamo neanche perdere di vista quello che Gesù dice riguardo ai suoi fedeli.
dal momento in cui noi diventiamo cristiani, dal momento in cui noi ci affidiamo a Cristo, noi diventiamo cittadini di un regno, acquistiamo una cittadinanza. Più volte, soprattutto nei Vangeli, viene utilizzata questa espressione, il regno di Dio, il regno di Dio, il regno di Dio. Ed è molto interessante perché di nuovo richiama questa idea che noi non siamo più persone di questo mondo, che la nostra natura, la nostra carne, non è più qualcosa che ci definisce, siamo diventati altro. Noi cristiani non stiamo più sotto le stesse leggi morali che stanno gli altri. Noi cristiani pensiamo in un modo diverso, agiamo in un modo diverso, vediamo la realtà in un modo diverso, attraverso altri colori, attraverso altri modi, sempre utilizzando la parola di Dio. Perciò, di nuovo, è un concetto che abbiamo già trovato nella lettera di Colossesi, non so se vi ricordavate, l'abbiamo già trovato in brani paralleli, in particolare Efesini capitolo 4 versetto 1 che ve l'ho messo lì, in cui sta scritto: io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. In Filippesi ancora meglio perché sta scritto: comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Voi non siete più cittadini di questo mondo. Ed è così che in 5 versetti Paolo è riuscito a porre le basi di quello che sarà poi il suo attacco contro la salvezza per opere, a definire molto bene chi lui è, perché è lì, e finire, come al solito, chiudendo questo cerchio, lodando Dio, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. È una locuzione che troviamo più e più volte in tutte le lettere paoline. C'è sempre un momento in cui, in mezzo alla profonda teologia, in mezzo alla poesia, in mezzo anche alla rabbia, alla fretta, alla disperazione che Paolo poteva avere in quel momento nel scrivere queste lettere, Paolo si ferma, prende un respiro e si ripete sempre: gloria a Dio nei secoli dei secoli. Perché da Lui, grazie a Lui, per mezzo di Lui, tutto riporta sempre a Dio. Partiamo sempre da Dio, partiamo sempre da quello che Lui dice, partiamo sempre da qual è il suo piano, passiamo attraverso la nostra vita, passiamo attraverso le nostre difficoltà, ci riflettiamo sopra, ci parliamo sopra, ma tutto riporta sempre, costantemente a Dio. Gloria a Dio, solo Dei, gloria, solo a Lui la gloria. Perciò, ricapitolando quello che abbiamo visto stasera come introduzione alla lettera ai Galati che analizzeremo in tutti i prossimi sabati. Nella lettera ai Galati Paolo combatte contro l'eresia della salvezza attraverso le opere. Fin qua tutto chiaro, credo di averlo ripetuto 5 volte stasera, sono sicuro che uscirete da qua ricordandovelo molto bene. L'idea che i cristiani devono comportarsi secondo le leggi giudaiche. Questo è il riassunto, davvero la frase che vi dovete portare a casa. Le chiese della Galazia hanno una fede barcollante, sono sotto pesanti influenze giudaiche e sotto pesanti influenze da parte di falsi profeti, falsi dottori, falsi pastori, false autorità. Ma una chiesa malata non cessa di essere una chiesa. Un cristiano imperfetto non cessa di essere un cristiano. Un uomo malato non cessa di essere comunque costantemente un uomo. Perciò queste chiese sono attaccate da eresie? Sì. Dentro c'è tantissime cose che vanno risolte? Sì, assolutamente. Ci sono persone che probabilmente è meglio addirittura separare, cacciare via perché hanno il male dentro il cuore? Sì, probabilmente. Ma sono chiese che non hanno ancora rifiutato il Vangelo, sono chiese che non hanno ancora rinnegato Cristo e per la quale Paolo è disposto, nella sua prigionia, a fermarsi, prendere la penna di suo pugno e cominciare a scrivere loro per salvarli. Paolo lo farà secondo i suoi modi, che di solito sono modi molto, molto duri, utilizzando parole molto pesanti, però Paolo lo fa sempre per amore del Vangelo, per amore della verità, per amore di Cristo.
Paolo proclama ad alta voce l'origine divina del suo apostolato. Quando sono in gioco gli interessi del Vangelo, gli interessi della verità, gli interessi di Dio, lasciamo perdere le false modestie. Le false modestie le buttiamo via, vanno messe da parte, perché queste sono bugie, eresie. Paolo utilizzerà poi nei prossimi versetti addirittura la parola anatema, che analizzeremo più avanti. Queste sono bugie che vanno affrontate a pieno petto, vanno affrontate con coraggio, vanno prese queste opere della carne, queste menzogne, e vanno portate alla luce così come ci insegna la Bibbia, portando alla luce queste cose, alla luce della verità, in modo da poterle contrastare, in modo da poterle zittire, in modo da poterle completamente eliminare. Ricordatevi, nella vostra vita cristiana avrete tanti dubbi. Questo non solo va bene, cioè non solo è naturale, ma va addirittura bene, perché i dubbi servono a crescere. Farsi certe domande serve a controllare le tue fondamenta, serve a controllare: ma io ci sto davvero pensando a quello che sto facendo? Io sto davvero facendo la cosa logica? Perciò incoraggio qua chiunque, anche chi mi sta ascoltando, fatevi domande, cercate, continuate a leggere, continuate a cercare altre persone che vi possono dare risposte. Perché alla fine troverete delle verità che renderanno più stabili queste fondamenta. E via via avanti così dicendo arriverete all'unica vera verità, che è Cristo, e a quel punto la roccia sulla quale potete costruire la vostra fondamenta. Poi chiaro, non stiamo neanche qua a prenderci in giro, ci sono alcune domande che cercano risposte, ci sono alcune domande che stanno cercando vie d'uscita, a quelle purtroppo non c'è molto sul quale girarci, però quando ci troviamo davanti a delle eresie come si trovava Paolo, quando ci troviamo davanti a dei falsi insegnamenti come si trovava Paolo, la soluzione è prendere il respiro profondo, affrontare a pieno petto, prendere e portare alla luce della verità. Vediamo cosa dice la Bibbia riguardo di questo. Non nascondiamoci, riuniamoci qua 2 o 3 fratelli, chiediamo al pastore, chiediamo a qualcuno che magari ne sa di più, in modo da poter risolvere sta cosa. Fin dalle primissime righe di questa lettera, Paolo pone le basi della denuncia all'eresia che circolava in quelle chiese. E così nei prossimi sabati affronteremo questo tema della salvezza attraverso le opere e la salvezza invece per grazia che insegniamo. Quando ci troviamo davanti a testi del genere, però, la domanda che vi lascio anche così, in modo che ve la possiate portare dietro, è: dov'è Cristo in questo testo? Molto facile, c'è letteralmente il suo nome, perciò è una domanda che si risponde da sola, però è: cosa posso imparare da questo testo? Perché di nuovo in seconda Timoteo sta scritto no, tutta la parola serve a correggere, serve ad insegnare, serve a farci crescere. Perciò questo testo come mi riguarda? La lettera dei Galati in generale, come mi riguarda? Spero che sia una domanda che vi porterete dietro nei prossimi sabati, perché è una domanda che spereremo appunto di rispondere, perché è lì, è nella Bibbia. Racconta un pezzo di storia della Chiesa? Sì, assolutamente. Beh, lì, nella Bibbia, oggi, qui, davanti a noi. Perciò è nostro dovere prendere e utilizzarla. Per concludere vi chiedo cortesemente di alzarvi in piedi e poter pregare insieme a me, in modo da poter chiudere così la nostra riflessione per stasera. Ti ringraziamo, Padre, per questo messaggio che ci hai potuto dare stasera. Ti ringraziamo per questa possibilità che abbiamo di accedere alla tua parola. E ti ringraziamo, Padre, per la vita dei nostri fratelli, per la vita delle nostre famiglie, per la vita dell'Aga Move, che ci permette sabato dopo sabato di poter imparare di più su di te, sulla tua parola, sulla tua personalità, sulla tua persona. Ti chiediamo, Padre, che tu possa benedire i nostri sforzi di comprensione della tua volontà e che tu possa benedire, Padre, la fine del nostro culto per poi il momento dei nostri
piccoli gruppi, le nostre serate, i nostri momenti di comunione, i nostri ritorni a casa. Padre, riconosciamo che solo a te va la gloria e vogliamo dare tutti i nostri sforzi solo e esclusivamente a te. Ci sediamo, ci alziamo, lodiamo, proclamiamo solo per te, solo affinché sia fatta la tua volontà, solo affinché il tuo Vangelo possa essere condiviso non solo qui, ma anche lì fuori, nel mondo. Padre, ti chiediamo perdono per i nostri peccati, ti chiediamo perdono per quelle volte che ti abbiamo messo in secondo piano. Ti chiediamo, Padre, che tu possa continuare a perdonare attraverso il sangue del tuo amato Figlio, e ti ringraziamo di nuovo ancora e ancora per tutto quello che fai, per tutto quello che sei. Su questo dichiariamo, tutto questo ti chiediamo nel nome del tuo amato Figlio Gesù Cristo. Amen. Tu sei qui, ti muovi fra di adoro te, adoro te. Tu sei qui, camminato in mezzo, adoro te, adoro te. Tu sei qui, ti muovi fra di adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, di promesse, luce del buio, Dio mio, questo sei tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce del buio, Dio mio, questo sei sicuro. Tu sei qui, muovi fra di adoro te, adoro te. Tu sei qui, camminando in mezzo a adoro te, adoro te. Tu sei qui, sanando ogni vita, adoro te, adoro te. Tu sei qui, restaurando ogni cuore, adoro te, adoro te. Miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce del buio, Dio mio, questo sei sicuro. Tu sei miracoloso.
operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, mai, anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, luce del buio, questo senso, luce del buio, questo senso, questo senso, questo senso, questo senso, questo senso. Abbiamo la Lisi. Vi rubiamo ancora qualche minuto. Allora, per i piccoli gruppi di stasera, le adolescenti e le giovani sono con Larissa, i pre, gli ado maschi e i giovani maschi sono con Gabriel, che è laggiù in fondo. Il 21 febbraio, che è un sabato, alle ore 15, avremo il baby shower di Elena. Siete tutti invitati a partecipare e vi chiediamo di portare una pietanza salata o dolce e un pacco di pallonini ai genitori Paolo e Marzia. Ringrazio a tutti. E il 28 febbraio avremo a Belluno un'evangelizzazione alle ore 15:30 e come aveva pregato prima Samuel, no? È un nostro compito portare la parola, il Vangelo alle persone che sono fuori dalla Chiesa, e quindi avremo questo evento lì a Belluno con i nostri fratelli di Belluno e siete tutti invitati ad esserci. Se magari non avete un passaggio, non sapete come andarci, ma volete tanto andare, potete parlare con Miguel, ok? E subito dopo ci sarà il culto lì a Belluno nella nostra sede alle 18 per dare inizio, no, a questo momento, e ci sarà comunque il culto nostro qua a Treviso. Ma facciamo sì che ci sia il più numero di persone lì con i nostri fratelli a Belluno, ok? Quindi alle 15:30 l'evangelizzazione e alle 18 il culto a Belluno e alle 18:30 qua a Treviso. E dal 22 al 24 maggio avremo il nostro campeggio con l'iscrizione a 130 euro, sarà lì a Belluno. Potete già rivolgervi a Camilla e Junior in modo da poter rateizzare l'iscrizione e avere più informazioni. Va bene? Ed è questo. Preghiamo per finire il nostro culto e vi chiediamo di alzarvi in piedi. Signore, grazie Padre per questo momento, grazie Signore per la tua parola, ti preghiamo Padre che il tuo Spirito Santo possa essere in noi e che questa parola Signore
possa continuare a parlare ai nostri cuori, Signore, in questa settimana. Grazie, Signore, per ogni cosa che fai nelle nostre vite, e ti chiedo, Signore, di benedire questo resto di serata, Signore, che possa essere una serata, Signore, edificante, oh Padre. Ti ringrazio per ogni persona che è qua presente, Signore, fa sì che noi possiamo, Padre, ovunque noi andiamo, fare la differenza, Signore, e portare, Signore, il tuo Vangelo. È questo, Signore, che ti chiedo nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo l'ultima canzone per finire con gioia e allegria. Amen. Amen. Dio vi benedica. Ciao, ci vediamo sopra.